Come ho detto a Canale Italia, non lo faccio per l'applauso, non me ne frega niente proprio, ve lo dico proprio fuori dai denti, ma lo faccio proprio perché questa persona mi ha fatto un regalo grandissimo. Io non lo vedo. Dove sei? Flavio, dove sei? Dov'è Flavio? Non c'è. È già andato Flavio? Niente, io la dedica gliela faccio lo stesso. Questo signore è venuto a trovarmi questa sera, si è sposato da una settimana, la dedico a lui e a Isabella, la sua moglie. E questo signore a Canale Italia mi ha detto una cosa che mi rimarrà per sempre, proprio per sempre. Mi ha detto: io sono venuto a sentirti questa sera, oltretutto eravamo di fretta, perché a Canale Italia sei sempre di fretta, non so perché, anche se arrivi alle 2 del pomeriggio devi sempre correre. Allora la gente stava entrando, io sono passato, lui mi ha fermato, gli ho detto: mi scusi ma devo andarmi a cambiare, un attimo, mi ha detto, devo dirti una cosa. Io sono venuto a sentirti questa sera, non cambiava niente da casa mia a questa sera, perché io sono non vedente. Però volevo sentirti da vicino perché quando canti mi fai piangere. Ed io questa sera è venuto a trovarmi, mi spiace se è andato via, se non è andato via lo risalutiamo dopo. Voglio dedicarlo a lui e a tutta la sua famiglia perché questo è un regalo enorme che mi ha fatto. Grande Matteo! Come persona Poi sei voglio spezzare grande! una lancia, poi voi potete prenderla. Potete anche pensare che io sia ruffiano, per 8 anni sono venuto in Veneto con l'orchestra Bagutti, per 8 anni ho trovato un calore internazionale, questa è una terra bellissima, spero proprio tanto di ritornare perché anche se adesso siamo partiti con le nostre gambe, una costolina dell'orchestra Bagutti, siamo partiti con le nostre gambe, nel Veneto ritrovo il calore che ho trovato per 8 anni, vi voglio ringraziare tutti, Grande avete sfidato il Matteo! tempo, Ti vogliamo bene! grazie infinite veramente. Matteo Bessi, un grande! Grazie a Bravo! voi. È una serata speciale per me. Abbiamo fatto una presentazione bellissima per questi ragazzi, adesso però voglio sentire se riusciremo a laurearti veramente. Vieni qui. Riprendiamo con il ballo fino alla fine della serata, le ultime 3-4 canzoni le faremo in pista insieme a tutti voi, se lo volete, altrimenti potrete venire qui con noi. Noi facciamo quello che volete voi. Questo signore è un tango, perché non abbiamo ancora fatto un tango, è un tango italiano, del grande Claudio Villa, e mi scuso ancora se ho voluto presentare l'orchestra e se ho rubato un po' di spazio ai ballerini. Grazie comunque anche per l'attesa e per la pazienza. Chitarra romana, vai Daniele! Sotto un manto di stelle, Roma bella appare, solitario il tuo cuore, disilluso d'amore, ma nell'ombra cantare. E andavo lontana, e un balcone lassù, oh chitarra romana, accompagnami tu. Suona, suona mia chitarra, lascia piangere il mio cuore, senza casa e senza amore, mi rimani solo tu. Se la voce è un po' nata, falla piangere in sordina, la mia bella fornarina, al balcone non c'è più. Lungo te enorme
Daniele Arancini. Grande Daniele! Grande! Se la voce è un po' velata, accompagnami sordina, la mia bella fornarina, al balcone non c'è più. Oh, chitarra romana, signori, le vostre richieste. Numero Una canzone che ho uno, scritto 2 anni fa grande! a tutti.